Buonasera, buonasera a tutti, intanto buon anno, buon 2026, ricco di emozioni, di gioia e soprattutto anche salute e tanto tanto amore. Saluto anche i brasiliani que te stanno guardando em streaming, saudações a todos os brasileiros que estão olhando para nós nesse momento e um beijo gostoso para todo mundo. Benvenuti a una puntata del Salotto di Pamela realizzata in modalità totalmente sostenibile ed ecologica. Come sempre, come sapete, oggi, questa sera, questa domenica meravigliosa, vi accompagnerò in un viaggio ricco di emozioni e sorprese tutte da scoprire. Andiamo allora a conoscere i nostri 4 ospiti di questa meravigliosa serata. Come primo ospite abbiamo qui con noi Claudio, lui è Claudio Rigo, direttore commerciale di Aloe Regina Flore, con una lunga esperienza nella ricerca e nello sviluppo di prodotti a base di questa pianta meravigliosa aloe vera. Come secondo ospite abbiamo Luigi Gaion, titolare di Gaion Agricoltura, nostro grandissimo amico, è venuto a ritrovarci. La sua azienda appunto a San Donà di Piave. Poi abbiamo Elia Pitteri della storica pasticceria di Giovanni Pitteri a Venezia, situata in Strada Nova, un punto di riferimento per la tradizione dolciaria veneziana. Veramente ci saranno tantissime cose da scoprire, perché pensate, una pasticceria situata a Venezia, quindi pensate voi, non potete neanche immaginare che bello sarebbe appunto passare, andare da Giovanni appunto Pitteri in questa pasticceria fantastica. Poi abbiamo Giorgia Pea, lei è consigliera del comune di Venezia e presidente della cultura con delega culturale appunto. Ha le attività teatrali e al cinema, occupandosi della programmazione e valorizzazione degli eventi culturali di questa meravigliosa città chiamata Venezia. Pronti per cominciare? Io sono sempre contentissima di presentare queste nuove puntate, questa prima puntata di inizio anno. Passo la parola appunto a Claudio Rigo, che ci spiegherà un po' di cosa tratta, di cosa fa, come è nata soprattutto questa passione per questa splendida pianta chiamata aloe vera. Buonasera Claudio, buonasera signor Claudio. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. La ringrazio di essere qui con noi. Sì, io sono contento di essere invece con voi e di conoscere altre persone come me che lavorano. Io so che, signor Claudio, la sua visione e passione per questa pianta sono alla base della creazione e dell'identità dell'azienda Aloe Regina Flore. Sì, infatti si chiama CRC, cioè Claudio Rigo e Company. E Company. Quindi Claudio Rigo sono io, il Company sono Company, in parte presenti. Abbiamo cominciato a lavorare diciamo l'anno scorso, quindi non è molto tempo che abbiamo cominciato a fare proprio la produzione, mentre l'idea è vecchia, va per più di 30 anni. Io bazzico da 30 anni le Canarie, dove lì c'è aloe a profusione endemica, la pianta endemica. E sempre mi sono appassionato per dire farò anch'io qualcosa sull'aloe, perché mi piace. È una pianta medicale che veniva usato addirittura dagli egiziani, romani, eccetera, quindi molti anni fa, 3-4 mila anni fa. E fino a 50-60 anni fa ancora esisteva l'aloe su ogni casa, almeno qui nel Veneto, un vaso contenente una pianta di aloe per le medicazioni immediate di scottature, tagli, eccetera. Ma quindi lei è andato alle Canarie? Io sono stato alle Canarie per 30 anni, sì, per lavoro, per altro lavoro. Io sono un chimico farmaceutico, quindi dovevo andare su e giù per le Canarie, e sempre mi prendevo un giorno o due di più per andare a controllare l'aloe, vedere qualche fabbrica, eccetera, perché mi appassionava. Quando sono andato in pensione, la prima pensione è del 2000, quindi a 64 anni era l'anno 2000, sono andato in pensione. Dico, adesso
rallento un po' con la ricerca farmaceutica, dove ho fatto qualcosa, sono contento perché ho fatto qualcosa anch'io nell'industria farmaceutica, e su steroidi, antibiotici, e mi dedico di più alla mia passione, cioè questa di aloe. Questa pianta della Tiramola, sono passati gli anni, l'anno scorso ho detto adesso basta, fondiamo la società, che tra l'altro la società ho voluto che sia una società benefit, che è una cosa moderna, però penso che sia una cosa molto buona, perché se riusciamo a fare qualcosa bisogna che stiamo attenti anche ad altri bisogni, da altre persone o cose o ambiente, no? Quindi noi ci dedichiamo, se avremo fortuna, già lo facciamo nel piccolo, ma lo faremo di più se abbiamo fortuna su questa attività. Ma qual è stato il momento in cui ha capito che Aloe sarebbe diventato il centro del suo percorso professionale? Cioè, come è venuto? Sì, dalle Canarie, ma... Alle Canarie, ma l'Aloe per me è sempre stato nella mia testa, perché mi ricordo mio nonno diceva, devi ascoltare la pelle, sì. Vieni qua che ho fatto come la signora, no? Ha preso la foglia, che non sapevo cos'era, no? Dico, mi fa male, e invece mi ha fatto bene. E mi è rimasto quindi impresso, no, che una pianta conteneva qualcosa che mi faceva bene, mi faceva stare meglio. E non solo per le scottature, no? No, altre volte mi ero scottato anche al mare, no? A volte al mare non sai mettere la crema e poi dopo, il giorno dopo sei rosso dappertutto, e quindi ti metti la pomata di questo e di quello. Solo l'Aloe ti salva subito. Quindi già si dovrebbe spalmare un po' di Aloe prima di andare, per esempio, a scottarsi al mare. Ma se lo fai dopo non si arrabbia l'Aloe, dice, beh, sei venuto dopo, ma ti metto a posto subito. Quindi l'anno scorso ho anche altre attività, anche culturali, vorrò fare 2 parole con lei se è possibile, quindi sono un po' preso da tutte queste cose. Ho detto, prima di fare la seconda pensione voglio far andare questa società qua, voglio fare d'Aloe, però farlo con i sistemi moderni, osservando tutte le regole dell'igiene, delle cose, insomma è un medicinale e deve essere fatto come un medicinale. Tra l'altro la informo che oltre ad aver venduto molto parlando con i vicini, e poi i vicini hanno altri amici, eccetera, sto fornendo 8 farmacie, e per entrare nelle farmacie con una cosa così le assicuro che è un po' difficile, però quando la provano, la vedono e poi spiego e poi porto documenti, non è una cosa fatta così. Ma poi quanta soddisfazione le dà, anche se è difficile, sono sacrifici, però lei dall'altra parte pensa che comunque le dà una soddisfazione immensa perché lei le ha create con le sue stesse mani. No? Io ho una facilità a entrare in questo argomento perché ho fatto sempre chimica farmaceutica, medicinali da sempre, io sono in ricerca sempre, ma anche adesso. Non si smette mai di imparare. Allora adesso, per non lasciare il mio lavoro vecchio, il mattino vado in laboratorio di ricerca, sempre farmaceutico, e il pomeriggio mi dedico a questo, e questa è la mia. E anche la domenica, perché se si vuole fare qualcosa non è mai finita, bisogna lavorare sempre. Ecco, sono soddisfatto perché ormai ho 500 clienti, così, e io dico, guarda, ti do questo, tu se vuoi me lo paghi, se me lo paghi va per il benefit, se non me lo paghi ti lo do lo stesso, perché voglio sapere da te, avere una risposta quando l'avrai provato. E così finora non ho avuto... sì, perché le persone rimangono sarà un caso, ma finora comunque...
tutti mi hanno risposto molto bene, che va bene, la pelle, bisogna, qui è abituato a usare questi prodotti, deve prendere un tipo di prodotto, di cosmetico, poi dopo deve cambiarlo perché la sua pelle è più grassa e quindi ci vuole un'altra tipologia di prodotto, eccetera. Questo va bene per le pelli grasse, per le pelli magre, è una cosa pensata. Difatti, come le stavo dicendo appunto prima, signor Claudio, mi ero scottata, avevo fatto proprio una scottatura di 3° grado e grazie a questa pianta il mio viso è tornato come prima. Io avevo preso tanta ma tanta paura e quindi io sono la prima, proprio la sua prima cliente e anche la sua fan numero 1 su questa pianta qui. Benissimo, così ho un cliente in più. Ecco, benissimo, esatto. a me va bene. Anche la signora esatto, ha riferito e quindi ci siamo capiti, sì, non serve che io dica altro. Sì. Poi comunque mi andrà a spiegare quali prodotti riesce a fare anche con questa pianta, però dopo ne parliamo. Sì, ecco. Ok, grazie mille. Passiamo al nostro carissimo amico Luigi Gaion, titolare di Gaion Agricoltura San Donà di Piave, che è venuto a ritrovarci, che chissà quante cose ha fatto in questi ultimi mesi, che da un bel po' che non ci vediamo, no? Buonasera, è sempre bello averla qui con noi, comunque anche ci dice un po' come sta andando la sua azienda, come stanno andando anche un po' gli sconti, no? Vediamo cosa da raccontarci, perché dall'altra parte le persone sono interessatissime. Beh, allora faccio una introduzione al tipo di azienda, cosa faccio, diciamo, cosa produco. Allora, io ho un'azienda che commercializza prodotti, mezzi tecnici per l'agricoltura, concimi, sementi, fitofarmaci per l'ingrosso, per l'azienda agricola, quindi il cliente è l'azienda agricola. In più, vicino alla parte di ingrosso, negli ultimi 20 anni, diciamo, ho aperto anche una parte di dettaglio, dove propongo prodotti per il giardinaggio, per i pet food, cani e gatti, un po' di ferramenta, e quindi l'azienda è, diciamo, storica per la zona di San Donà, perché siamo praticamente presenti prima con i miei genitori, poi adesso con il sottoscritto, da circa 60 anni. Quindi hanno iniziato loro, poi per San Donà di Piave vedete questo stabile enorme, Gaion Agricoltura, ecco, esatto. Sì, quindi e quindi che passo a San Donà mi viene in mente, mi ricordo di lei. Prego. Quindi colgo l'occasione per invitarla, se la prossima volta che passa a San Donà si ferma un attimo. Sono sempre di corsa che passo spedita, però devo venire assolutamente a trovarla per vedere un po' di cose che mi servono appunto per l'orto che le accennavo. Quindi sì, e quindi siamo un'azienda commerciale di prettamente vendita di prodotti, quindi parte di ingrosso con le aziende agricole e parte di dettaglio con lobbista, diciamo, ecco. Quindi chi è il giardino, chi è il piccolo animale e quant'altro. Grosse novità, diciamo che abbiamo acquisito una parte adiacente al nostro magazzino, quindi di circa 3.500 metri quadri, dove andremo probabilmente nei prossimi mesi a costruire un nuovo magazzino, perché gli spazi ormai stanno diventando sempre più piccoli, quindi abbiamo bisogno di allargarci, insomma, ecco. Sempre innovativi. Bisogna essere sempre innovativi, poi abbiamo un settore in cui, diciamo, dobbiamo essere innovativi anche dal punto di vista tecnologico. Cioè, io trattando prodotti per l'agricoltura, siamo passati da un'agricoltura, e qui faccio un po' di storia, diciamo così, rurale, molto familiare, dove, insomma, i mezzi tecnici erano ridotti al minimo, ad un'agricoltura dove c'è bisogno di una certa anche dimestichezza con l'utilizzo dei mezzi, diciamo, essere attenti alle innovazioni, perché non si... Come secondo lei ci dobbiamo comportare in questa stagione fredda? Beh, questa stagione fredda, diciamo, è una stagione abbastanza morta, perché diciamo, non ci sono, i campi stanno facendo lavori di aratura, di preparazione del terreno, e ci prepariamo per la prossima stagione che inizierà, diciamo, febbraio-marzo. Ecco. La prima coltura che viene seminata a febbraio sono le barbabietole da zucchero. Iniziamo con la barbabietola, poi andiamo col mais, con la soia e quant'altro, diciamo. Ecco, i campi adesso sono coltivati, l'unica coltura che si vede è il frumento, dove è già nato, che è stato seminato a novembre, di solito si semina a novembre, ottobre-novembre, diciamo, ecco, quindi sì.
E quando bisogna iniziare, giustamente anche per chi ci sta guardando, che così si prepara già in anticipo per l'organizzazione del giardino? L'organizzazione del giardino, allora ci sono due momenti, momento primaverile, cioè marzo, aprile, maggio, ecco, la primavera, oppure il momento autunnale, settembre, ottobre. Preferibilmente io consiglio il momento primaverile, diciamo, ecco, quindi si può fare anche in autunno, però la primavera è più indicata per fare il giardino. E vedo insomma che... E qualche consiglio che ci dà da chi ci sta ascoltando? Un giardino perfetto? Un giardino perfetto, innanzitutto bisogna utilizzare prodotti, diciamo così, di qualità, a partire dal concime, dalla concimazione del terreno, poi si passa al tipo di seme, dalla semente, il miscuglio, quel quant'altro, la difesa, perché il giardino va difeso come le grandi culture che hanno bisogno di, diciamo, dell'utilizzo di fitofarmaci per difenderle, anche il giardino bisogna difenderlo per avere, per cui io vedo girando per San Donà, vedo chi mantiene bene un giardino oppure chi invece lo tiene così tanto per avere un po' di verde, insomma, ecco, per cui e soprattutto secondo me ci vuole anche passione, molta passione, perché il mio settore, io lo dico, lo dirò sempre, bisogna avere passione, perché diciamo, l'agricoltura e il giardinaggio, diciamo, bisogna essere veramente amarli. Bravo, per cui, la passione prima di tutto. Sì, esatto. Va bene, Sir Luigi, grazie. Dopo prego, comunque torno da lei a fargli eventuali domande. Ed ora passo la parola a Elia Girani della storica pasticceria di Giovanni Pitteri a Venezia, situata in strada Nova, un punto di riferimento per i veneziani e non solo. Elia, è un piacere averla qui con noi. Buonasera a tutti, buonasera Pamela. Io sono qui per raccontare un po' la storia di come nasce la nostra pasticceria, che è una pasticceria artigianale a conduzione familiare da ormai, posso dirlo, più di 50 anni, perché abbiamo compiuto da poco il 50° anno di attività. Nasce da un'idea di mio nonno, che era già pasticcere in un'altra pasticceria quando era giovane, quando era piccolino, perché all'epoca si cominciava a lavorare molto prima di adesso. Sì. E tornando a casa passava sempre davanti a questo negozio che era già una pasticceria, si chiamava Pasticceria Vittoria, e ha dovuto corteggiare abbastanza l'ex proprietario, però una volta che cedette gli disse appunto che quella pasticceria sarebbe stata la sua fortuna. Adesso io non so se poi è stato effettivamente così, ma se siamo qui dopo 50 anni penso che comunque qualcosa di buono lui prima di me e io spero per i prossimi anni siamo riusciti e riusciremo a fare. E cosa significa per lei portare avanti un nome così importante? Sicuramente è un peso importante sulle aspettative non solo mie, dei clienti, della famiglia, è un peso considerevole, perché comunque ho cominciato anch'io molto giovane, alternavo scuola e lavoro, aiutavo il nonno, un po' alla volta lui mi insegnava, finché poi non è arrivato il Covid, e quindi quello ci ha messo un po' in ginocchio come tutti. E lì abbiamo un po' deciso, anche per passaggio di testimone, di affidare a me la conduzione dell'attività, in cui sono adesso con mia sorella, mia mamma, mio nonno ancora presente, la mia compagna e altri 2 collaboratori fuori che appunto aiutano a mandare avanti questa tradizione, questa passione che condividiamo. È bella portarla comunque, continuare a portarla in famiglia, no? Che siete tutti insieme, fate le cose insieme e infatti una cosa che volevo chiederle, cos'è che rappresenta di più la vostra pasticceria, il dolce che vi rappresenta di più, che so che ci hai portato sicuramente anche quello che ho portato, che è una... Infatti sono già qua, guarda. È una creazione che ha inventato mio nonno, anche se il mio professore di cucina diceva che in cucina non si inventa nulla, perché non abbiamo la certezza che qualcun altro dall'altra parte del mondo l'abbia inventato. A me piace dire che l'ha inventato mio nonno ugualmente, perché è una cosa credo unica, che è una cosa che nasce esclusivamente all'interno del nostro laboratorio e quali sono i suoi ingredienti? È una ricetta che segretamente custodisce con amore mio nonno, la sappiamo noi ovviamente che lavoriamo all'interno. Si può sapere. È sicuramente a base di marzapane, pistacchio, cerchiamo sempre in base alla possibilità di scegliere pistacchi di origine italiana se non europea,
che non è facile. Assolutamente. Il tempo, il clima, il mercato a volte impedisce questa scelta. Poi all'interno c'è Prosecco veneto, quindi cerchiamo anche qui di scegliere prodotti del territorio, se non italiani. Sì. E poi viene un po' guarnita con della marmellata, con frutta secca e viene cotto, è un prodotto secco. Quindi questo dolce è nato appunto, che l'ha inventato il nonno con amore 50 anni fa, no? Più o meno, 30 anni. E siamo ancora qui e quindi... E continua ad essere il miglior dolce, no, della vostra continua a essere il pasticceria. nostro cavallo di battaglia. Il cavallo di assoluto. battaglia. Ci sono molte richieste, infatti... Voi lo fate tutto l'anno questo? Tutto l'anno? Quasi tutti i giorni. Noi abbiamo una produzione quotidiana di tutti i prodotti freschi, anche se negli ultimi anni ci siamo, tra virgolette, un po' più specializzati in prodotti secchi per l'aumento costante del turismo a Venezia. E quindi in tutti questi anni non avete mai cambiato neanche un singolo ingrediente di questo? Assolutamente no. No, Quello è il bello della tradizione e anche dell'innovazione, no? Assolutamente sì. Utilizzo infatti ancora il vecchio ricettario di mio nonno e poi lui è lì con me tutti i giorni, quindi riesco a avere quel confronto quotidiano. E il suo cavallo di battaglia qual è? Il Cioè che mio? le piace proprio fare con passione? Tantissimo produrre i grandi lievitati. Sì. I panettoni Ecco. in prima linea, più di tutto, perché c'è una lavorazione estremamente quasi chimica dietro, Sì. matematica, ed è una cosa che a me è sempre piaciuta. Fantastico. Quindi Quindi, spero che un giorno magari possa. assolutamente sì. Quindi fate i panettoni, panettoni di tutti i generi, immagino. Sicuramente il Con le classico mandorle, lo facciamo, classico. ma ogni anno cerco sempre di tirar fuori un gusto nuovo per vedere cosa, anche per seguire un po' le tendenze che ci sono, soprattutto seguendo i social, e vedere cosa va di più e cosa può attirare anche più clientela. Insomma, cerco sempre di sperimentare un po'. Ma quindi lei quando era piccolino stava vicino al nonno, Sì. che lo guardava? Sempre. Non sono nato con questa idea, ma crescendo, Con il tempo hai capito. andando a trovare il nonno mi ha trasmesso un po', mi zuccherava un po' una volta, mi portava dentro questo mondo che mi ha rapito completamente. Eh sì, è bello perché è nata una passione per lei, no? Assolutamente. Quello che non pensavo mai di fare, mai di No. No. andare avanti, ma però con il nonno è riuscito a prendere sua passione dentro di sé. Insieme e tutti i giorni lavoriamo insieme ancora, quindi io sono estremamente... Eh sì, i nonni sono nonni, e quindi è impossibile, non ce ne sono. Bene, grazie Elia, grazie mille, bellissime parole. Passo la parola appunto a Giorgia Pea, consigliere del Comune di Venezia e presidente con delega alla cultura, dove svolge appunto attività teatrali e cinema a Venezia, occupandosi della programmazione e valorizzazione degli eventi culturali. Grazie Giorgia di essere qui con noi, è veramente un onore. Lei oltre ad essere una bellissima donna, anche una bellissima donna intraprendente, imprenditrice e non solo, perché adesso Giorgia ci parlerà di lei, perché non solo fa queste cose, fa tutte altre cose, tantissime cose, quindi è un onore averla qui con noi questa sera. Allora, grazie Pamela, ringrazio io per questo invito, sono onorata di partecipare a questa trasmissione. Ogni volta che ritorno a Tele Venezia per me è una forte emozione perché è un'emittente molto legata al territorio e credo che questo meriti un'attenzione particolare. Dicevamo, io sono un avvocato in realtà, prestato alla politica. Nel 2015 ho pensato di candidarmi perché avevo intuito che Luigi Brugnaro potesse essere un leader capace di invertire i trend amministrativi registrati nel passato. È stato più un gioco, una sfida, sono stata eletta e ho poi ripetuto la stessa esperienza anche nel 20, quindi ormai sono 11 anni che presiedo la commissione cultura che si occupa anche di cittadinanza delle donne, pari opportunità, promozione della città e relazioni internazionali, e ho potuto finalmente anche stare dall'altra parte. Vivendo in una città d'arte come Venezia sono sempre stata appassionata di cultura, però una cosa è essere uno spettatore, un fruitore di una musica, di un concerto, di uno spettacolo, di una mostra, altra cosa invece è vedere cosa avviene dietro le quinte
avvenire e come si interfacciano le varie istituzioni culturali con il Comune di Venezia e la città Assolutamente. metropolitana, perché io i primi 6 anni sono stata anche eletta in Consiglio metropolitano, dove avevo poi la delega del sindaco alla cultura, quindi diciamo che mi sono fatta abbastanza le ossa. Esattamente, complimenti. E come nasce un'idea di creare gli eventi teatrali e anche del cinema? Come parte tutto da lei? No, Immagino, assolutamente no, io non voglio prendermi i meriti che non ho, parte tutto in realtà dall'esterno, nel senso che la grande rivoluzione delle politiche culturali del sindaco Luigi Brugnaro è stata quella di appoggiare e favorire solo progetti culturali in grado di essere economicamente autosufficienti, quindi di autosostenersi, e quindi il Comune ora offre delle opportunità, delle possibilità, degli spazi e dei servizi correlati, ma in realtà è l'associazione culturale piuttosto che l'istituzione culturale che fa una proposta alla città, e se la città la reputa di interesse pubblico, poi attraverso anche altri canali che non sono solamente il Comune di Venezia e il settore cultura del Comune di Venezia, ma voi sapete che il grande braccio operativo del Comune di Venezia è Vela, il quale organizza eventi e li mette a sistema tra di loro, offrendo anche tutta una serie di servizi quali ad esempio la comunicazione, la pubblicità, l'organizzazione, la logistica. Wow. E quindi insomma organizzare queste cose non è semplice, e quindi ogni volta che voi vedete uno spettacolo o un evento, sappiate che dietro c'è veramente una lavoro, filiera sì. di molte persone che magari poi non vengono a tagliare il nastro, ma si impegnano quotidianamente per realizzare degli eventi in grado Anche di perché- arricchire la cittadinanza e i visitatori. Anche perché Venezia fa degli eventi meravigliosi, sono i più belli secondo me, perché veramente c'è un lavoro dietro e lo fanno punto per punto, tutto per renderlo proprio alla perfezione. Sì, Venezia deve cercare di competere naturalmente con altre città d'arte, con altre realtà a livello nazionale, internazionale e mondiale, e credo che abbia acquisito un know-how effettivo, in quanto si riescono a risolvere moltissimi problemi di logistica, di sicurezza, di Assolutamente. trasporti, di pulizia, e quindi la nostra città, che è una città d'arte straordinaria, può ospitare una serie di eventi non soltanto nel Pesce, nell'isola, nella città antica, ma in tutta la città di Venezia, che noi sappiamo essere composta anche da terraferma, isole, e quindi c'è una realtà veramente molto estesa che però riesce a dialogare e a portare ottimi Risultati. Sì. Va bene, grazie Giorgia per le sue risposte, e dopo comunque approfondiremo ancora di più. Io adesso devo mandare in pubblicità, voi rimanete ancora lì e ci vediamo tra poco.